Presidente Serracchiani, siamo sul pontone Ursus dove c'è un impegno preciso che deriva da un accordo col Ministero delle risorse pronte per ristrutturare questo bene di Trieste. Sì, sono particolarmente soddisfatta che tra i 50 milioni che il MIBACT ha concesso al Porto Vecchio dopo la sdemanializzazione, una parte siano destinati al pontone Ursus. Io credo che sia un gesto importante per la città, un simbolo per la città di Trieste, per l'intera regione. L'obiettivo è davvero farla diventare quel simbolo che permetta di riconoscere Trieste sempre e dovunque. Tra l'altro in un porto, il Porto Vecchio, che vogliamo riconsegnare alla città e che in qualche modo vogliamo riconsegnare a tutti i cittadini che verranno in visita a trovarci, credo che avere questa struttura sia un fatto di straordinaria importanza, unica in Europa. Presidente, lei è stata a Roma a presentare una serie di successo, la Porta Rossa, e proprio una delle scene principali si svolgeva su questo pontone e c'è stato un turismo derivante da questo a Trieste proprio per visitare il pontone dove il commissario protagonista stava in alcune scene importanti. Sì, devo dire che il lavoro che ha fatto Film Commission del Friuli Venezia Giulia in questi anni ha portato a far sì che il Porto Vecchio e il pontone Ursus siano stati davvero la location più adatta, forse anche più bella di importanti serie TV e anche di importanti film, penso a quello di Salvatores. Credo veramente che sia un successo non solo della città ma di questi luoghi e ovviamente l'obiettivo è recuperarli come sono, proprio per renderli ancora affascinanti ma soprattutto fruibili dai cittadini.